Amici belli, abbiamo aspettato perché non c'era possibilità, mi sono svegliato proprio alle 5:30 del mattino per sapere quali fossero le novità. Abbiamo delle ufficialità, ancora non sull'orario, ma sappiamo che è stata rinviata, quindi parliamo nello specifico perché poi a catena succedono delle cose. Cominciamo. Allora, con moltissima calma, perché poi io vado in difficoltà e molti di quelli che non abitano a Napoli vanno in difficoltà, ma ne parleremo. Benvenuto Antonio Peluso e tutti i nuovi iscritti che si stanno iscrivendo in massa. Vi voglio bene, vi amo, vi adoro. Forza Napoli sempre, lasciate i like per questo caos incredibile che sta succedendo. Qualcuno resterà scontento, quindi non c'è niente da fare. Andiamo a vedere perché c'è stata proprio una conferenza stampa adesso dopo l'ultima riunione, presente anche De Laurentiis, quindi ne parleremo tranquillamente. Questa immagine che io ho postato sul mio azzurro fluido Instagram mi ha portato delle emozioni incredibili perché il percorso proprio. Allora, come vedete, devo fare un attimo un recap perché dovevo per una questione anche di cortesia, sul mio fluido.net tutti i vari prodotti per festeggiare. E muovetevi perché potrebbe anche arrivarvi in tempo per la festa, perché non è detto che la Lazio non vinca e non è detto che la Salernitana non mette, quindi tutto questo casino potrebbe addirittura non portare al festeggiamento. Mamma mia, calma. Quindi velocissimo vi devo far vedere le cose perché giustamente mi dicevano sì, ma i prodotti da donna, e hai ragione Valeria, e hanno ragione Valentina, Angela e tutte le ragazze, Polly, Rita, tutte le ragazze, tutte le tifose, quindi io mi sono permesso. Prima di tutto questa qua nuova, che vedete il percorso, che secondo me è bellissima, perché proprio il percorso è Zielo, la storia che abbraccia la nuova leva che segna contro la Juve, è bellissima. Tifose forti, destini forti, perché non solo gli uomini forti, e quindi ci divertiamo così. L'avena, ma queste sono poi delle cose io che faccio, anche non ve le dovete comprare, io le faccio per me. L'avena è bellissima con Coara. Napoli campione, la semplicità. E poi ho fatto anche una bandiera verticale, tutto per lei, con Elmas e Di Lorenzo che parlano così, Di Lorenzo che è proprio il simbolo di questa squadra. E anche una ricomincio da 3 femminile per aggiungere alle cose. Perché quella là verticale che ho fatto per me stesso, perché come vedete lì ci sta proprio bene e forse è lì che ci deve andare. E per tutto l'anno prossimo io devo avere Di Lorenzo, il capitano, che guarda pure la paura che Osimhen se ne va, quindi va bene così. Con un ambrabam tattico parliamo di quello che è successo, perché prima di tutto questa la dobbiamo chiedere a Guido, mi stanno mandando tantissime cose bellissime, mentre i signori dello stanzino dicono che non dobbiamo festeggiare, il mondo parla di noi. Il nuovo film di Denzel Washington prevede i festeggiamenti del Napoli, chiederemo a Guido nuove cose. Questo è un comunicato della curva A, ci siamo, dopo aver atteso 2 giorni di pazzia relativa agli eventuali spostamenti delle partite, abbiamo l'ufficialità e vogliamo fare 2 appelli alla nostra gente. Per Napoli Salernitana invitiamo tutti i tifosi a portare una bandiera in curva. Ogni napoletano dovrà avere la sua bandiera. Qualcuno dei miei tifosi, dei miei followers hanno già la bandiera quella là, o la bandiera finalmente. Sappiamo che ci seguono in molti perché ci guardano e ci invidiano da tutta Italia, perché sanno quanto amore doniamo alla nostra città. Per questo invitiamo tutti a festeggiare, a divertirsi e a passare una giornata memorabile insieme nel rispetto della città più bella del mondo. Non imbrattate, non danneggiate muri, piazze, strade, monumenti. Noi ultra la difendiamo, tu rispettala. E va bene così, cosa che ha detto anche De Laurentiis nel suo appello. Questo poi mi ha portato, se non avete visto questo video andatelo a vedere, Giannis Antetokounmpo, che è un NBA un power striker dell'NBA. Gli chiedono ma la stagione è fallimentare e lui proprio perde la pazienza e spiega cosa significa il percorso. Andatevi a vedere questa cosa, e questo poi mi ispira a fare la fotografia con Zielinski e Raspadori, perché non si arriva per caso, si deve arrivare alla vittoria. È bellissimo. Passiamo a quelle che sono le notizie ufficialissime che ci arrivano. Quindi c'era presente il prefetto, c'era presente il sindaco, c'era presente ADL in DAB, in conferenza.
per evitare sovrapposizioni di eventi, perché parliamo di Comic-Con, parliamo della partita di basket e parliamo anche del 1° maggio, quindi era un macello assoluto, per la viabilità, per la sicurezza e per lo schieramento di forze di polizia che serve, quindi spostata Napoli Salernitana domenica. Loro credono alle ore 15, ma non è ancora sicuro, perché potrebbe, per volere della Lega, e qua credo che siano anche una questione di diritti TV, non lo sappiamo, perché alle 15 gioca Cremonese Verona, che è importantissimo, attenzione, potrebbe anche essere alle 17, e io non so dove me la vado a vedere, se devo fare la reaction, se devo andarmene in città sotto i bombardamenti, come diceva Peppino e Totò. Non lo so, dovete stare tuned, dovete iscrivervi al canale Telegram, così vi arrivano tutte le notifiche. Potrei andare live dalla città, potrei andarla a vedere al Club Napoli New York, non lo so, perché poi se vince la Lazio, che facciamo? Non ce la vediamo la partita, è male proprio. Quindi, per volere della Lega, adesso tocca alla Lega. Io perché vi dicevo che questo spostamento poi proprio sposta tutto? Perché non si può poi giocare dopo 2 giorni con l'Udinese, proprio da regolamento servono le 48 ore almeno. Di conseguenza sappiamo da De Laurentiis che non si sa ancora, ma che Udinese Napoli deciderà la Lega mercoledì o addirittura giovedì. Quindi questo non lo sappiamo ancora. Ci parlano anche di un piano sanitario, un piano per i documenti, ordine pubblico sì, ma necessità pubbliche, perché altrimenti in 2 giorni succedeva un macello. Quello che bisogna andare a piedi, dicono tutti, perché si creano gli ingorghi, non sarà 1 milione di persone per strada, ma saranno centinaia di migliaia. Quindi ovviamente si creano delle cose anche in sicurezza, è proprio il numero delle persone che è incontrollabile. E quindi si è voluto evitare, giustamente, che se il Napoli vince con la Salernitana di sabato si comincia a festeggiare, poi si fa tutta la nottata e poi in attesa della partita Inter-Lazio, e questo era da evitare, e mi rendo anche conto per motivi di sicurezza. Dopodiché però c'è da considerare quelli che avevano prenotato la stanza, quelli che avevano prenotato il biglietto aereo, quelli che non si trovano, quelli che devono poi venire di proposito oppure non sanno se venire. Mi stanno scrivendo in tanti quelli che poi avevano previsto un certo iter per venire a festeggiare in quest'ordine, anche perché se vince il Napoli con la Salernitana tu vai a festeggiare perché ci sono 2 risultati su 3. Invece adesso che fai? Vai lo stesso con il rischio che potesse pure perdere la Lazio, può anche pareggiare la Lazio e poi la Salernitana ci fa lo sgambetto, e che succede? Quindi tutto concentrato, è chiaro che porta più sicurezza e più gestione, però porta anche dei dubbi a chi si deve muovere, e per me è facile, insomma, mi dà delle noie non sapere se mi vedo la partita, però mi organizzo all'ultimo momento, non vengo a Napoli ma vado in città dove troverò altri tifosi, ma al momento questa è la situazione. Io vi dico onestamente che arriveranno le battutine sull'ASL, arriveranno i soliti che cambiano le regole in corso, cioè in qualche modo dobbiamo sporcarla questa cosa, perché le polemiche arriveranno, e io le capisco pure, le polemiche poi delle squadre che verranno, o dei tifosi delle squadre che verranno poi coinvolti in tutti questi spostamenti. È un unicum che non si è mai visto, quindi io per questo avrei preferito lasciare tutto come il calendario era già stato calendarizzato, però la sicurezza ovviamente ha la precedenza su tutto, e quindi questo è stato fatto. Non dipende dal calcio Napoli, lo dobbiamo ricordare, non dipende dal calcio, non è stata una scelta di De Laurentiis, non è stata una scelta di Raspadori, non dipende dal calcio Napoli tutto questo, e nemmeno di Elmas che ha parlato e ha detto se poi succede che poi se vince l'Inter o se pareggia l'Inter, a quel punto in qualche modo il Napoli vince, lui è sicurissimo della vittoria con la Salernitana. Noi siamo convinti che le motivazioni ci stanno tutti contenti, ovviamente si dà il 110% e non c'è dubbio, però il calcio lo conosciamo bene, gli upset esistono, teniamo presente Napoli-Verona, esiste sempre la cosa. Questo significherebbe solamente un delay, solo un ritardo, non è che perdiamo tutte le partite, la Lazio vince tutte le partite, non è questo il discorso, però ovviamente ci troviamo di fronte a un unicum che porta dei disagi e qualcuno resterà
questo era scontento. Qualcuno è pure contento, meglio, così mi trovo domenica, non potevo vedermela e adesso invece me la vedo. Ognuno avrà la sua reazione a tutto questo e va compreso. Io per questo dico, se non cambiate niente, almeno era stato deciso dal destino della Lega così. Invece cambiando, qualcuno darà la responsabilità e se la prenderà con qualcuno, se la prenderà con qualcuno ed è un peccato. De Laurentiis, posso fare dei complimenti a De Laurentiis? Sì che li posso fare, perché questa volta l'ho visto in conferenza via Skype, diciamo, che dice senza alzare la voce, senza dire parolacce, con molto garbo, con molto anche con eleganza, organizzare e non lasciare al caso rispetto a come si è fatto a volte in passato, perché Napoli ha pure festeggiato Coppa Italia. Napoli è una città che ama molto festeggiare e che De Laurentiis fa un plauso a quella che è stata l'organizzazione, le varie riunioni che hanno portato poi a questa organizzazione. Non sappiamo ancora l'orario e quindi non sappiamo nemmeno la questione eventuale del pullman che deve girare per la città, non è sicuro, e l'appello che fa De Laurentiis: vivere in bellezza, vivere la bellezza in sicurezza. E quindi mi è piaciuto anche a DL come si è espresso in questo caso. Voi lo sapete, come presidente è un conto, come gestione della squadra è un conto, come gestione della comunicazione io molto spesso non l'ho apprezzato, però in questo caso quando c'è da dire mi è piaciuto e quindi mi è piaciuto. Da New York, e non so cosa succederà, Valerio Fluido è tutto, vi amo, vi voglio bene, vi aspetto, perché domani la conferenza, no, a questo punto probabilmente la conferenza sarà fatta sabato e quindi tutta una serie di spostamenti e la Salernitana potrebbe dire però noi se giochiamo domenica poi teniamo un giorno in meno rispetto alla Fiorentina, però la Fiorentina non giocava allora volevi un vantaggio per riposarti un giorno in più rispetto alla Fiorentina, perché poi è un casino. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.